Buona giornata, bentrovati, il nostro consueto appuntamento giornaliero qui per quanto riguarda la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. Ricordatevi, trovate in modalità on demand tutti i nostri servizi, le nostre riprese e le nostre interviste naturalmente su www.venetoglobe.com. Mentre per chi ama il digitale terrestre vi diamo la possibilità di captarci e di vederci sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispondenti a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel basket, per aprire il nostro appuntamento odierno, la TVB De Longhi Treviso gioca bene a Bologna, ma purtroppo perde contro la più forte Fortitudo Bologna e adesso ci aspetta e aspetta i ragazzi di Menetti la formazione campione d'Italia, la formazione dell'Umana Reyer Venezia, che è tornata alla vittoria nel weekend appena trascorso e sabato sarà al Palaverde in un tutto esaurito, un sold out che in un paio d'ore ha esaurito tutti i biglietti disponibili al Palaverde per vedere TVB De Longhi Treviso contro Umana Reyer Venezia, da non perdere. La nazionale maggiore di calcio invece, quella di Mancini, in maglia bianca con bordi celesti, siamo ritornati alla normalità più o meno, insomma, è vittoriosa a Vaduz in Liechtenstein ieri sera, una vittoria di grande spessore, stavo per dire, nonostante il gioco non sia ancora quello migliore, però 5-0 con una squadra piuttosto rognosa che si è chiusa fino al 37° minuto del primo tempo, poi il primo gol che avevano preso già quelli del Liechtenstein nei primi minuti di gara si è ulteriormente allargato e quindi poi 5-0 per la formazione italiana. Una formazione italiana con Mancini che ha totalizzato e ha così portato a casa alcuni record anche personali rispetto alle nazionali di un tempo. Lui ha minimizzato ulteriormente. Andiamo in Serie A dove si ricomincia sabato con Lazio-Atalanta, poi ci sarà Napoli-Verona e poi Juventus-Bologna. La Juventus, lo ricordo, è in testa alla classifica con 19 punti, Inter a 18, Atalanta con 16. Nella Serie B le Venete sono all'8ª giornata che inizierà venerdì, Cittadella-Cosenza, sabato invece Juve-Stabia-Pordenone e poi ci sarà Venezia-Salernitana, una Venezia in piena salute. Domenica chiude, per quanto riguarda le Venete, Chievo-Ascoli. La Serie B femminile ritorna il 27 ottobre contro Perugia, dopo la pausa la formazione trevigiana, in questo caso vittoriese, allenata dal tecnico Bortoluzzi, la Permac, si prende questa pausa da capolista. La Serie C. Il girone B vede il Padova fermato a Ravenna, ha perso 2-1, mentre sabato prossimo la 10ª giornata vedrà Ravenna-Arzignano, San Benedettese Virtus Verona, domenica Triestina a Padova, una Triestina che va a salutare Carmine Gautieri, il nuovo tecnico che ha subito impostato un altro modo di lavoro. Poi ci sarà Vicenza, o meglio Lanerossi Vicenza Reggiana, per quanto riguarda il quadro completo delle Venete friulane. Andiamo in Serie D con l'8ª giornata, qui troviamo Cartigliano ferma sul pari a Tamai 2-2, Luparense pure pari a Chioggia, con il Montebelluna con un pari 0-0, ferma il Villafranca, sale a quota 5 in classifica e poi si è gettata sul mercato, portando a casa il mediano centrocampista Alessandro Celestri, che vedete classe 98, che ha giocato per l'ultima volta con l'Union Feltre e proprio la squadra dell'Union Feltre sarà l'avversaria del Montebelluna domenica prossima.
perché noi seguiamo da vicino questi nostri campionati, il Montebelluna appunto per la Serie B e per le trevigiane in corsa, poi l'eccellenza, la promozione, via via tutte le altre categorie. Sentiamo per quanto riguarda il campionato di eccellenza, sentiamo il tecnico del San Giorgio Sedico, Pontarollo, dopo la vittoria contro il QDP a Farra di Soligo domenica pomeriggio. Eccolo. Mister, è uscita una vittoria guadagnata dopo essere andati sotto, ve l'hanno fatta sudare. Sì, come hai detto bene te, è un campo difficile, ce la siamo sudata oggi come ce la sudiamo ogni domenica. Diciamo che non mi è piaciuto l'approccio dei primi 45 minuti, poi nel secondo tempo sicuramente quei cambi, ma soprattutto un altro spirito, un'altra determinazione. Ce la siamo sudata fino alla fine, però siamo stati bravi. Un po' molli sì nei primi 45 minuti, non decisi, un po' lentini anche nell'impostare il gioco, no? Sì, il QDP si difendeva bene e sfruttava la velocità davanti di Frezza sulle spizzate di Vuk, e poi erano molto bravi a chiudere gli spazi sia con la linea difensiva che col centrocampo, e noi siamo stati poco incisivi nell'andare nelle fasce, andavamo sempre per vie centrali, però ripeto, poi il secondo tempo tutto un altro spirito, tutto un altro approccio. In telecronaca ho detto che ha messo dentro le punte importanti, non per togliere agli altri, però giocate senza piloti e senza Bonufà, insomma, vuol dire, no? Sì, loro arrivavano da 2 problemini fisici durante la settimana e non sono riuscito a schierarli dall'inizio. Già sono stati bravi a stretto i denti nella giocare la seconda parte della partita. Allenano una rosa importante e loro sono 2 pedine fondamentali per noi, come lo sono altri giocatori. Sicuramente nella seconda parte loro sono stati decisivi. Qualcuno dei suoi diceva il Portogruaro ha perso, quindi si guarda in alto chiaramente. Beh, si guarda in alto, noi viviamo un po' la giornata, abbiamo cambiato tanto quest'anno, abbiamo rinnovato, e quindi noi siamo affari spenti, ogni domenica sappiamo che possiamo fare risultato con tutti, però se non mettiamo in campo determinate caratteristiche, determinate qualità, ce la sudiamo con tutti quanti. Quindi bene per oggi, però sicuramente ogni domenica è una storia a sé, e quindi anche la prossima sarà da sudarsela. Però la classifica dice che siamo là davanti anche noi, quindi sognare non costa niente, viviamo la giornata comunque. Quarta posizione per Pontarollo, lì ho sbagliato io nell'intervista, il Portogruaro non ha perso, ha pareggiato. Stasera Coppa, perché ci sono 6 trevigiani in campo con un big match che è sicuramente quello del D'Agostin di Pieve di Soligo tra Eclisse Careni Pievigina e Porto Mansuè. Ora 20:30 fischio d'inizio, gara unica, lo ricordiamo, con eventuali calci di rigore. Le altre partite: Città di Paese Eurocalcio, Caerano Alpago, Lido Venezia Santa Lucia Susegana e Campetra 0 Branco. Lasciamo il calcio, passiamo al basket. In Serie A2 femminile il Ponzano al Palacicogna perde contro Castelnuovo, perde anche alcune giocatrici, da vedere un po' la rosa. In Serie B maschile invece la Ruker Sanve gioca un turno infrasettimanale questa sera al Palasystem di Saccon di San Bendemiano con inizio fissato alle ore 20:30. Potrete vedere in streaming audio e video sul nostro canale Facebook e YouTube di venetoglobe.com questa partita, trasmessa ogni partita appunto casalinga della Ruker. Il volley con l'Imoco Volley Conegliano, netto esordio positivissimo 3-0 contro Monza delle ex danesi Scorupa ed Ortolani. Gongola il presidente Piero Garbellotto che abbiamo sentito a fine partita. Sì, un bel esordio. Monza, avete visto, era una squadra forte e importante, credo che sia una delle candidate ad arrivare in fondo. Abbiamo faticato un pochettino e faticheremo ancora un po' perché abbiamo il calo di forma dopo l'estate europea, però credo che la squadra abbia fatto capire di che pasta è fatto. Che mancano ancora le 2 americane, insomma. Mancano le 2 americane che poi arriveranno che fuori forma, insomma. Abbiamo bisogno di un paio di mesi di lavoro, il gioco non è brillante, però credo una grande partita. E direi che Santarelli problemi di mettere in campo la formazione non dovrebbe averli. Noi, specialmente Pietro Maschi, ha fatto il massimo che poteva fare, quindi adesso lavora lui. 5 obiettivi, bene direi, no? Bene, ma partiamo da questa cornice, quasi 5.000 persone di sabato sera. Fantastico. Questa è la nostra prima cosa, lo scudetto del pubblico, poi lavoreremo per tutte le competizioni.
Questo Piero Garbellotto, il presidente dell'Imoco Volley Conegliano. Da un campionato all'altro andiamo nel Pro 14 per quanto riguarda il rugby. Sabato sera sconfitta a Swansea del Benetton contro Ospreys per 24-20. Benetton in 14 per l'espulsione di Lazzaroni e comunque reazione di orgoglio nel finale con un punto bonus. Ai nostri microfoni per sentire quello che è successo il capitano Alberto Sgarbi. Il ritorno da Swansea non è stato come lo intendavate o come volevate magari? Ovviamente purtroppo il risultato non è quello che chiaramente volevamo portare a casa. È stata una partita difficile, dura, le condizioni, un po' il meteo, sicuramente non consentiva un gioco così alla mano, ma a parte questo un po' gli episodi che ci hanno un po' penalizzato per indisciplina nostra, non parlo solo appunto del cartellino rosso, ma parlo un po' in generale, indisciplina legata un po' non solo al contesto del gioco stesso, ma proprio anche del rispettare un po' il nostro piano di gioco in alcuni determinati momenti. Di contro devo dire che l'energia e l'intento e la volontà della squadra è stata importante, perché comunque sia in 4 minuti abbiamo segnato 2 mete e penso che con magari altri 5 minuti di gioco avremmo potuto anche tornare in attacco, ecco, e chi lo sa magari segnare ancora. Chiaramente quello è il tempo, dobbiamo farlo prima, però è stata una partita un po' difficile, ecco. Ma giocare in 14 è sicuramente, poi dal 12° mi pare del primo tempo ha pesato un pochino questo, no? Beh, chiaramente giocare in 14 è inevitabile che possa pesare. Devo dire anche che in certe situazioni giocare in uno in meno magari fa tirar fuori delle extra energie, ecco, per sopperire. Chiaramente nella difesa si creano degli spazi, abbiamo avuto un po' di difficoltà magari, ecco, nella difesa della Mall da Touche, quindi tutti i punti dove possiamo, dove abbiamo già cominciato a lavorare e che saranno importantissimi per le prossime partite, ecco. Prossime partite c'è una pausa e poi arrivano questi sudafricani. Sì, adesso questa settimana sarà importante, anche se non giochiamo, per già cominciare a preparare, ovviamente, per rivedere la partita di Ospreys e già preparare la prossima, e per fare un lavoro fisico, insomma, importante. E poi Kings in casa sarà un'altra bella sfida. Tutti aspettano la prima vittoria. Ai ragazzi che cosa hai detto da capitano dopo la sconfitta? No, non c'era molto da dire, no. Anzi personalmente non ho parlato, perché comunque c'è Kiran che parla già, ma comunque non c'era molto da dire, perché tutti i ragazzi erano coscienti della strada che stiamo percorrendo, dispiaciuti ovviamente per la partita, consapevoli che abbiamo tutte le possibilità per vincere quel tipo di partite, insomma, ecco, e niente, così. Kings sarà bello in casa, sarà importante. Sarà importante vincere con i Kings, come dice Alberto Sgarbi. Allora è iniziato anche il campionato femminile di A1 per quanto concerne il rugby. La Redissima Villorba continua a vincere, mentre le Red Panther si fermano ancora e domenica prossima ci sarà lo scontro tra le trevigiane. Lasciamo il rugby e passiamo alla marcia, passiamo alla maratona. Chiudiamo con la Ali Family Run che precede con le sue date la Venice Marathon. Siamo andati a Chioggia, vediamo e sentiamo il servizio. Beh, l'ennesimo motivo di festa per San Donà in questi giorni, dopo la Fiera del Rosario assieme alla Fiera del Fumetto. Domani chiudiamo questo ciclo con la Festa della Polenta, però la soddisfazione di vedere tante ragazze e ragazzi, tante bambine e bambini accompagnate dai fratelli, dai genitori è impagabile. Quindi io ringrazio sia l'organizzazione che ha avuto questa idea ancora diversi anni fa, sia chi ha curato il percorso, chi ha garantito l'assistenza, le associazioni come Andos, come il Rotary per questa lotta alla poliomielite. Insomma, una grande manifestazione con un successo che è il risultato di un impegno corale.
Allora, intanto partiamo dai suoi occhi quando ci sono le partenze, perché sono sempre emozionanti nonostante lei di partenze ne abbia viste tantissime. Ma sono messaggi sempre nuovi, sempre diversi, e poi la partenza è un po' il momento in cui il nostro sforzo organizzativo trova un senso, perché è il momento in cui trasferiamo il nostro impegno a coloro che poi lo devono realizzare, quindi noi abbiamo un lavoro preventivo, come dire, prepariamo il terreno, lo seminiamo e poi guardiamo. E quindi la partenza, devo dire, è per tutti noi, io più di altri, ma è molto emozionante. Quando poi alla partenza ci sono centinaia e centinaia di ragazzini, ragazzine, e questa volta anche accompagnati da familiari, amici e anche persone non particolarmente giovani, questo vuol dire che la Family Run è proprio la Family Run. Quindi la partenza è anche poi sia sviluppata con una gara bellissima, una gara che ha visto 3.000 persone anche quest'anno correre per le strade di San Donà, che ci ha accolto con affetto, in un percorso rivisto, più veloce, più sicuro e anche molto più adatto, perfettamente adatto anche alle varie carrozzine, ai vari portatori di difficoltà motorie. Quindi grazie all'amministrazione comunale, ai volontari, alle società sportive e alle scuole di San Donà e dei dintorni, perché hanno partecipato in molte scuole anche di tutto il territorio del San Donatese. Quindi un evento che si conferma dopo ormai 7 anni una tappa fondamentale in questo progetto alle Family Run e anche una tappa importantissima nell'avvicinamento alla Venice Marathon di fine mese. 3, 2, 1, via! Questo è il servizio, in apertura mi pare di aver detto Chioggia, mi sono sbagliato, era invece San Donà di Piave, come avete potuto intuire e capire per questa Family Run che porta alla Venice Marathon. Abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani e sarà un altro appuntamento, sempre con lo sport.